Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro maestro veneziano. Oggi parleremo appunto di queste situazioni che giorno per giorno sembrano ingigantirsi perché ormai i nostri mainstream di regime, la narrativa di regime, come diceva George Orwell, insomma, la situazione si sta aggravando, no? Per il semplice fatto che siamo passati da 2 anni di martellamento del Covid, no? E tutti come si suol dire, i presentatori erano diventati dei premi Nobel biologici, della biologia, adesso siamo passati a dei, dei presentatori che sono diventati tutti da un colpo solo, sono diventati dei eh, Napoleone Bonaparte o dei Erich Himmler, no? Sono diventati tutti dei geni di militari, no? Però il problema è che per chi non è caduto dal seggiolone piccolino sa che la situazione è veramente triste. Ci troviamo in un periodo di complesso, in un periodo in cui i mainstream di regimi cercano di alleviare la pillolina, ma certamente no, questi signori che prendono 2, 3, 400 mila euro all'anno, no? Non possono sicuramente andare a casa di tutte le persone d'Italia a pagare la bolletta del gas o della corrente che è duplicata e in alcuni casi triplicata. In più vediamo che la situazione in Europa sta diventando sempre più grave, quindi per chi ha la possibilità finanziaria ancora o sente l'esigenza, il maledetto veneziano consiglia il sigillo numero 6 di Marte, consiglia di farsi anche una bella indagine se il proprio territorio verrà invaso o quant'altro, e consiglia anche di non credere a questi personaggi che alcune volte sembra che da piccolini siano caduti a seggiolone e continuano a raccontare una narrativa edulcorata. La situazione è veramente grave, soprattutto per lo stivale, per noi italiani, e si sta avvicinando sempre più a uno stato di anarchia e di guerra. Quindi attenzione ad ascoltare questi pifferai magici che continuano a proclamare prima col Covid terrore, quando terrore non c'era bisogno, perché il problema non era tanto il vaccino, ma erano le infrastrutture sanitarie che erano un terzo di quelle, ad esempio, inglesi. E quindi e la qualità chiaramente non tanto per gli operatori sanitari che erano sotto il numero, no? Perché loro lavoravano tantissimo, ma proprio perché mancava 52.000 infermieri e 10.000 medici negli ospedali statali. Adesso invece la situazione è totalmente cambiata, i fari sono messi, le luci sono messe su questa guerra che fra un po' ce la troveremo in casa e ci troviamo gli stessi premi Nobel della biologia che fino a qualche mese fa predicavano il terrore, ce li troviamo lì a spiegarci una guerra, ma questi non hanno ancora capito che non siamo tutti caduti a seggioloni piccolini. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi ascoltato e alla prossima.